Presidente, sarò veloce, pur riconoscendo la necessità tecnica di questa manovra di aggiornamento di poste di bilancio, riteniamo che il provvedimento confermi una visione puramente contabile. Riconosciamo la presenza di misure condivisibili, ma riteniamo che questi elementi positivi non siano sufficienti a compensare le criticità strutturali e di metodo che hanno caratterizzato l'intero provvedimento, anche con riguardo agli emendamenti portati in aula. Abbiamo espresso interrogativi sulla sostenibilità futura delle nuove spese in un contesto economico incerto. Questo disegno di legge di fatto distribuisce risorse in modo frammentario attraverso una molteplicità di micro interventi, contributi ad hoc e finanziamenti a soggetti specifici, prevalentemente con logiche spartitorie, e questo appare evidente e tangibile nel capitolo dedicato alla cultura. Per queste considerazioni, come Movimento 5 Stelle, esprimerò voto contrario.